Oggi un'interessante iniziativa nel Giorno della Memoria qui all'Istituto Leonardo. Sì, oggi la comunità scolastica del Leonardo è chiamata a celebrare la Giornata della Memoria, istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 1° novembre del 2005, in ricordo delle vittime dell'Olocausto. Noi riflettevamo sul fatto che in un mondo come quello di oggi, caratterizzato da incomprensibili, ingiustificabili conflitti, oggi celebrare il Giorno della Memoria significa sicuramente affermare ai nostri ragazzi che il loro futuro come buoni cittadini di oggi, ma soprattutto del domani, passa dalla consapevolezza del grande valore educativo della memoria, e per questo è nostro compito oggi sensibilizzare i nostri giovani proprio per ricordare quegli eventi storici che non possono essere dimenticati. Una giornata ricca con tanti ospiti, anche un video che verrà proiettato ai ragazzi. Il video è uno dei momenti cruciali, uno dei momenti più importanti della giornata di oggi, che si avvale di un bouquet di presenze molto importanti. Innanzitutto abbiamo il ritorno nella nostra scuola del professore Angelo Natalello, un docente che per tanti anni ha insegnato al Liceo Leonardo, che ci parlerà di Oflag e Stalag, e insieme a lui si affiancherà la professoressa Dalgisa Monreale, che parlerà del giornalino dei lager di Edinburgh. Ci saranno delle letture dei nostri ragazzi. A questo punto non possiamo fare altro che invitarvi a seguire quello che sarà poi lo streaming della nostra giornata. Professore, quanto è importante oggi parlare e ricordare ai ragazzi, ai giovani, quello che è successo? Allora è importante perché certi fenomeni in realtà la storia li ripropone e le ripropone ancora anche oggi. Se vediamo la geografia proprio internazionale, i rigurgiti del razzismo in più aree geografiche si sentono e si avvertono in maniera estremamente pericolosa, e quindi ricordare ma non banalizzare, perché la ritualizzazione un po' di questa giornata l'ha in un certo senso banalizzata, quindi si deve accompagnare in realtà la memoria non solo degli ebrei, ma degli Imu per esempio, e se vogliamo dare uno sguardo appunto più generale a tutto quello che sta succedendo o che è già successo contro i curdi, contro gli armeni per esempio, contro i tutsi, contro i pellirossa, contro gli indios, eccetera eccetera. E quindi è bene che soprattutto i ragazzi capiscano la pericolosità del fenomeno e quindi vengano così immunizzati in un certo senso da certi virus che ancora la nostra società, di cui la nostra società ancora soffre.